In precedenza abbiamo accennato al tema della motivazione. Ecco, questo, se vogliamo, è un macro criterio che comprende i tanti criteri oggettivi che sono previsti nelle selezioni del servizio civile. Dicevo, criteri oggettivi come per esempio il percorso formativo che uno ha fatto, le esperienze di lavoro che ha svolto, le esperienze di volontariato, ma anche per esempio gli hobby, gli interessi, il modo in cui impiega il proprio tempo libero, sono tutti aspetti a cui viene dato un punteggio in fase di selezione. E poi durante un colloquio orale vengono valutate la motivazione, l'interesse, l'attitudine della persona al progetto. Ho insistito molto sulla motivazione perché questo concetto comprende un po' e dà valore un po' a tutti gli altri aspetti. Dicevamo, il servizio civile è un percorso formativo, quindi può sembrare strano che si vadano a valutare aspetti come la formazione che uno ha già fatto, gli aspetti delle esperienze professionali che uno ha svolto. In realtà tutti questi aspetti sottolineano quella che è la motivazione e gli obiettivi che uno ha nel candidarsi al progetto. Ad esempio, chi ha fatto studi sociali, ha appena magari concluso l'università o sta studiando all'università in ambito sociale, può essere sicuramente parecchio motivato a svolgere il servizio civile perché è un'esperienza in ambito sociale in cui si possono acquisire le competenze che poi si andranno a sperimentare nel mondo del lavoro, e quindi può essere un'esperienza introduttiva anche al mondo del lavoro. Non è detto che bisogna avere fatto studi sociali, però la motivazione deve essere sicuramente forte, non una motivazione debole. Tutte le esperienze che facciamo raccontano qualcosa di noi, e quindi è importante anche in fase di candidatura segnalare nel proprio curriculum le esperienze di volontariato, ma anche il modo in cui si impegna il proprio tempo libero, anche per aiutare la Commissione a capire chi siamo e perché vogliamo fare il servizio civile. Tra le cose che racconto spesso, per esempio anni fa, durante la selezione del servizio civile, una persona ha segnalato nel proprio curriculum la passione per la bicicletta. Può sembrare, e effettivamente non aveva nessuna attinenza apparentemente col progetto di servizio civile, però è un hobby che invece ha rivelato poi, soprattutto in fase di colloquio, tutta una serie di capacità organizzative e soprattutto ha rivelato che tipo di persona era quella che si candidava. Insomma, a volte dietro anche ai nostri semplici hobby, alle passioni che abbiamo, si nasconde poi quello che siamo veramente, molto di più peraltro che non i nostri titoli di studio.